Amici collegati all'ascolto sui canali di Sport Web Sicilia, buon pomeriggio da Giovanni Saeli, tutto pronto per quel che sarà la finalissima di Coppa Italia Eccellenza. Una sola vincitrice ne uscirà da questa finale tra Unitas Sciacca Calcio e Modica Calcio, due formazioni entrambe ovviamente del campionato d'eccellenza. Arriva adesso il fischio, inizia Sciacca Modica e allora divertiamoci insieme sui canali di Sport Web Sicilia, che quest'anno ha l'esclusiva della diretta streaming. Adesso il pallone viene messo lungo per la corsa di Dale. Occhio qui al pallone in mezzo, poi Romano perde il contatto. Da qui bella l'imbucata per Daleo, messa nel mezzo, buca Mangiaracina, poi non è finita, ancora Caternicchia, prova a scappare via, sì, sul fondo, pallone nel mezzo con la testa, pallone che termina direttamente sul fondo. Savasta prova a scappare via il numero 11, ancora con Asero in mezzo, chiede palla Bonanno, pallone proprio per Bonanno, va direttamente in porta, andare lungo. Allora Savasta scappa via, messo giù, calcio di punizione e primo cartellino giallo che arriva. Vedete i movimenti dei ragazzi di Filippo Raciti, pallone scodellato nel mezzo, arriva il gol del solito Savasta che fa 1-0. Occhio a questo pallone riconquistato, torniamo sul campo con Valenska che è andato in avanti, qui c'è anche il primo cartellino giallo per il Modica. Gran quota, ci va vicinissimo. Allora vediamo se riesce a approfittarne lo Sciacca con Calagna che protegge il pallone, già rientrata la difesa non ben posizionata, occhio qui alla sfera dalle parti di Mangiaracina sul fondo, pallone adesso recuperato dallo Sciacca, prova ad andare centralmente con Tirone che prova il destro, è il gol dello Sciacca. Si ricomincia con il primo pallone giocato già in avanti. Savasta si muove, Fravola, pallone di Valenka messo nel mezzo, passa dentro tutta l'area piccola dei due allenatori. Daleo centralmente da Pisciotta, il pallone passa per Mangiaracina, messo giù, non c'è calcio di rigore, contatto dubbio tra le proteste chiaramente del Gurrera. Pallone proprio per Fravola che cade giù, si gioca, pallone poi per Bonanno in rovesciata e arriva il gol, il nuovo vantaggio del Modico con un gran gol da parte di Bonanno che centralmente adesso prova ad affondare Calagna, c'è un po' di spazio, Calagna doppio passo, poi va nel mezzo a cercare Mangiaracina, uscita puntuale di Aleio che ripetito il contropiede da parte del Modica. Savasta ampiamente avanti, tiro di Savasta fuori, vicino Licata va in mezzo sul secondo palo con la testa sul fondo, intuisce tutto Garufo Desiderio, poi sbagliato qui, si intromette Sessa che salta anche il portiere, Sessa lo sguardo dentro, prova a mettere dentro, arriva dalle retrovie Fravola, Bonanno si intromette ancora Fravola, Lesa, ancora Mangiaracina, uno sguardo in mezzo, Mangiaracina va corto per il cross, c'è un po' di spazio qui, pallone messo dentro, poi Pisciotta, miracolo di Aleio, andrà dentro praticamente quasi tutto lo Sciacca dentro l'area di rigore con Cialdi in mezzo, c'è un contatto, si gioca, poi addirittura in rovesciata, cosa arriva il gol dopo la rovesciata, clamoroso, ha pareggiato lo Sciacca. Iniziano i tiri di rigore di questa Coppa Italia Eccellenza. Caternicchia contro Aleio, il tiro e il gol, palo, gol in corsa lenta, gol 1-1, pareggia subito i conti, va Aleio, realizza il gol, parte Fravola, il tiro, parata di Elesai, è finita, finisce con la parata di Elesai che diventa eroe al Gurrera e porta a casa la seconda Coppa in 2 anni, ancora l'Unitas Sciacca che porta a casa la Coppa Italia Eccellenza Siciliana, un risultato incredibile.